discorso c'è un meccanismo, io vedo se il parlamentare austriaco guadagna la metà del parlamentare italiano, mi ispira più fiducia, è quello l'esempio, quindi il parlamentare italiano dovrebbe farsi un esame di coscienza e dire perché prendo 3 volte tanto della media dei miei colleghi europei? Allora per lanciare un segnale ai mercati finanziari, alla Banca Centrale Europea dico noi non ci dimezziamo, facciamo di più, riduciamo ad 1/3 il nostro stipendio, da 150.000 a 50.000 all'anno, ci mettiamo alla pari degli altri nostri colleghi europei, risparmiamo 1 miliardo solo lì, che vuol dire non dover fare la manovra sull'IVA, perché tutti devono pagare l'1% più in IVA quando potresti guadagnare lo stesso facendo quel discorso sugli stipendi dei parlamentari. Questo è un esempio, lancia un segnale che non vuol dire solo allora io come investitore mi fido di questa classe dirigente e tengo i miei risparmi in questo paese, ma anche gli investitori esteri dicono ma allora l'Italia è un paese serio, lo Stato italiano vale la pena investire perché preferiscono diminuire le spese eccessive e inutili pubbliche e abbassare le tasse per dare respiro a quella classe imprenditoriale, alle nostre imprese che sono soffocate e stanno morendo. Gottardo, questo ragionamento la convince? Dice delle sciocchezze, l'IVA porta 4 miliardi. 4-5 miliardi, quindi, quindi siamo nello stesso ordine di perché 1 miliardo è parlamentare, un altro miliardo dobbiamo sempre chiarirci, perché o parla come docente, dice delle sciocchezze e allora non fa onore al suo ruolo. Se parla come segretario di Veneto Stato, allora lo contesto sul piano politico, perché altrimenti qui giochiamo 4 miliardi rispetto a 4 miliardi. Io non mi sono permesso di interrompere. Va bene, dai. Dico solamente che invitare a portare i capitali all'estero è una cosa criminale. Tutto questo. Non c'è giustificazione che tenga. Cioè gli errori della classe politica non legittimano altri errori, li aggravano. Siamo nell'Unione Europea, c'è libero scambio di capitali. No, perbacco. Gli errori della classe politica, non sto difendendo la classe politica, a cui ho appartenuto fino a qualche anno fa, e in certa misura appartengo ancora adesso. Non sto a giustificare niente, sto dicendo che stiamo attenti che gli errori della classe politica non devono indurre ad errori peggiori, criminali per il Paese, primo. Secondo, che da questa crisi si ne esce anche con un po' di amor di patria. Perché se non riprendiamo un po' di amor di patria e di orgoglio, Veneto Stato, mi viene da ridere, ma scusatemi, siamo seri, è uno Stato globale, ma almeno prima cominciamo a parlare almeno di fare una macro regione del Triveneto. A me va benissimo. Cominciamo a dire cose. Sventolo il tricolore che allora, i bot italiani, però ci tengo a sottolineare, siccome ho parlato di cose io non accetto di essere interrotto. Lei parlerà dopo. No, non la lascio parlare. No, lei non accetto di essere interrotto. Se lei mi interrompe io risolvo con la voce. Allora, poi mi parlerà. Quindi, parlare di Veneto Stato, trovo anche questa una forma di infantilismo. Se nello Stato globale usciamo per questa via, io ritengo, nonostante le difficoltà, che la via maestra sia sempre quella di affrontare i problemi reali. Sono problemi internazionali, dobbiamo affrontarli assieme con amor di patria e voglia di Stato che ci difende in Europa. Secondo, modificando la regola all'interno dell'Europa, essere degni. Se vogliamo stare in una società moderna, se poi vogliamo divertirci, divertiamoci pure, ma non a spalle del buon senso dei cittadini. Ci tenevo a sottolineare che siamo nell'Unione Europea e c'è libero scambio di capitali, quindi non è un crimine portare i soldi in Austria, portare i soldi in Germania, portare i soldi in Francia. È un crimine se si porta per evadere. Ma no, io parlo per evadere, fai un trasferimento, dichiari tutto. Tu hai detto vado lì per non pagare le tasse? No, per non pagare le tasse. Che cavolo. Per non pagare la patrimoniale. Perché no, è diverso perché se tu un conto è io sono commerciante, ho del nero e porto i contanti. Il Sbrigato dice è il messaggio che è sbagliato. La seconda cosa importante da sottolineare è il Veneto Stato non sta parlando di mettere frontiere, dogane, noi stiamo parlando perché questa è la